Allora, riprendiamo, il tempo vola, il discorso dei campi, delle iniziative e poi soprattutto le informazioni per coloro che vogliono partecipare, perché tra un po' partono, no? Partite! Partiamo, però mi lasci dire che questa esperienza che stiamo facendo nella quarantina di istituti della nostra regione sta dando delle grandi soddisfazioni, ma noi andiamo lì e andiamo con dei personaggi che se ne intendono di queste cose, perché non possiamo sempre essere noi che improvvisiamo un po' tutto. Noi portiamo la nostra esperienza, come pure quelli della polizia, eccetera, e andiamo lì, parliamo, dialoghiamo, ma noi quest'anno per esempio abbiamo e facciamo girare anche una mostra. Abbiamo una mostra molto bella, molto interessante, con 12 pannelli. Abbiamo delle foto forse che possiamo vedere dalla regia, che portiamo in modo particolare nelle scuole, ma anche nei luoghi di maggior affluenza, di maggior aggregazione, no? Perché appunto diventa un'occasione poi per interrogarsi, per dialogare, no? Perché ci sono anche delle belle foto, delle belle storie in questa mostra. In questo momento la mostra dov'è? È in quel di Verona, a Legnago, ma siamo in procinto di andare a prenderla per portarla a Treviso, sì. Per cui ci viene chiesta anche da parte delle nostre strutture territoriali e la terremo nel Veneto fino alla fine di questo mese, poi dopo l'anno scolastico finisse, di conseguenza la dovremo far girare anche in altre regioni, per cui le riunioni, il confronto, la mostra, tutto nell'ambito di un progetto che è quello di, come dire, costruzione di una cultura per la legalità. C'è un problema di contrasto, c'è un problema di utilizzazione dei beni confiscati. Tant'è vero, questa è l'iniziativa in campo, no? Dei campi. In campo noi siamo già a questo punto, che quest'anno andremo a Corleone, andremo a Parete, a Isola Caporizzuto, andremo in Campania, andremo in Umbria, e nei nostri 2 campi sui beni confiscati, sia quello di Campolongo per quanto riguarda la vicenda della banda Maniero, è vero, e che in quello di Erbè in provincia di Verona. Io qui ho anche Lecco, Salsomaggiore, quelli sono tutti, noi non andremo su tutti, Mesagne, noi abbiamo in buona sostanza predisposto una quindicina di squadre, ogni squadra è composta di 5 persone, anziane, che andrà nei campi per costruire questo rapporto intergenerazionale, non solo per far da mangiare. Quindi giovani che prestano la loro attività. Noi abbiamo organizzato gli anziani perché siamo questo. È di vostra competenza. Siamo questo. Però assieme alla rete degli studenti, è vero, al sindacato della scuola, assieme all'Arci, assieme a Libera, in questo momento sono aperte le iscrizioni. Anzi, io colgo proprio questa occasione, anche come facciamo ad ogni riunione conclusiva che facciamo nelle scuole, nell'invitare gli studenti, è vero, a partecipare attivamente ai campi, a fare un'esperienza di questa natura, andare a vedere che cos'è questo impegno per il contrasto alla mafia, per il contrasto alla illegalità, è vero, e per riportare a produzione i beni, perché l'altra cosa è questa, che ci sono beni che purtroppo sono stati confiscati e che non vengono utilizzati. Ma non vengono perché manca il personale? Per un verso non vengono perché i mafiosi continuano a mantenere l'idea che quella è cosa loro. E quindi le persone hanno paura. Per cui non le racconto, sarebbe troppo lungo, le angherie che le cooperative che gestiscono i beni, è vero, sono costretti a subire. L'altro ieri quelli di Polistena, nell'iniziativa che abbiamo fatto, il presidente della cooperativa, è vero, ci ha informato di quando gli hanno bruciato 90 alberi di ulivo. Mamma mia, allucinante. Oppure quando avevano avuto un escavatore, è vero, e che una bella serata l'escavatore ha preso fuoco. Oppure anche i trattoristi, i contoterzisti che hanno paura.
hanno paura perché la famiglia del mafioso, magari in carcere il mafioso come Reina, ma la sua famiglia tiene sotto controllo il bene. Questo è il punto, e di conseguenza, per esempio, il nostro amico di Nero e non solo di Caserta, che ci informava che pur avendo avuto in assegnazione il terreno, non riuscivano a trovare la disponibilità di persone con i mezzi meccanici che andassero a lavorare. Per cui mi ricordo quando sono andato lì a dire: Nello, ma come mai questa terra? E ha detto: Danilo, qui riusciamo a fare il lavoro con le mani, facciamo un po' così, perché appunto c'è gente che ha paura di andare per non essere e subire poi dopo le angherie dei mafiosi. Ora, è una partita, come dire, coinvolgente. Noi nel Veneto siamo partiti 4 anni fa, siamo sempre cresciuti. E quindi vanno bene le cose. Io vedo che ci sono i giovani che partecipano, gli anziani, nessuna difficoltà di organizzarli, anzi addirittura dovrei mettere lo stop perché c'è più disponibilità di gente per andare a misurarsi e a fare questa esperienza che se non quelli dai vieni con me, insomma, per cui è più difficile spiegare no tu no che se non invece vieni. Comunque è una fase, come dire, molto bella, molto intensa questa che stiamo vivendo. Io, come dire, do un giudizio positivo anche sul piano della mobilitazione, come abbiamo detto all'inizio, ma anche di come, Maria questo lo sa perché vivendo lì nei nostri uffici mi sente ogni tanto magari anche come dire, cantare, perché le cose insomma si muovono in una direzione sulla quale siamo impegnati, ma che fa anche piacere nel vedere che si realizzano delle cose positivamente. Benissimo, siamo giunti al termine, 2 secondi a disposizione per ricordare. Beh, io ricordo... Oltre a rivolgervi presso i vostri sportelli per tutti i giovani che fossero interessati a partecipare a questa esperienza estremamente costruttiva, valida e formativa, secondo me, comunque un'esperienza d'estate che può far bene senza dubbio. E invece per i pensionati? Beh, i nostri pensionati sanno che le sedi dello SPI-CGIL sono aperte per qualsiasi problema loro abbiano, e ricordo che in questo periodo l'INPS ha messo a disposizione la loro busta paga e quindi noi siamo attrezzati per poter farla, per poterla stampare gratuitamente a tutti i nostri pensionati e a tutte le nostre pensionate. Quindi noi li aspettiamo nelle nostre sedi. Oltre, naturalmente, rinnovo proprio l'invito che faceva Danilo, cerchiamo dei giovani studenti proprio per la partecipazione ai campi, e quindi possono venire nelle nostre sedi per avere maggiori informazioni e per riuscire anche poi a capire come far parte, insomma, di questa iniziativa davvero gratificante per tutti, che dà proprio con la nostra azione, che dicevo prima piccola, no? Che però aiuta davvero ad andare avanti nel recupero di questi beni, e il fatto che noi, lo SPI, con i giovani, con gli anziani, vada lì in questi posti proprio fa superare quella che è la difficoltà, perché come diceva Danilo bene prima, insomma, la difficoltà proprio di riappropriarsi di beni che sono stati poi frutto di malaffare in quei posti, proprio perché se dovessero essere le persone del luogo, ben sappiamo insomma di quali rappresaglie poi sono destinatarie. Perfetto, io vi ringrazio, grazie anche di questo escurso abbiamo fatto su vari livelli, vari piani. Ringrazio i nostri telespettatori, leggiamo l'ultimo messaggio. Non sono d'accordo con quello che il vostro ospite dice, ma potrebbe anche avere ragione. Il problema è che questo è un argomento di ordine pubblico, economico, per la sicurezza pubblica, per cui deve essere di decisione della volontà popolare. Comunque casa pagata con il mio sangue, se me la requisiscono per darla a loro, altro che rivolta. Avrebbe ragione, ma non esiste questo tipo di problema. Ecco, non della requisizione di una casa per gli immigranti, non esiste. Quindi parentesi chiusa, resta il problema invece della reversibilità, che dovrà essere sempre tenuto sotto controllo. Vi terremo come sempre aggiornati. Grazie ancora di averci seguito, grazie ai nostri ospiti e a voi buon proseguimento. Grazie a voi.